ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course now right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool, dancing fool, I'm a dancing fool, dancing fool. I hear that beat, I jump out of my seat, but I can't compete because I'm a dancing fool. Dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. They has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so wrong. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Castellana Sveva, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna, siamo alla caccia di Lorenzo Viviani che stiamo cercando di raggiungere, e questa è la puntata numero 994 di oggi, venerdì 9 di maggio, e l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione e naturalmente naturalmente vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto sostituendo momentaneamente io. Ecco, Sveva, chiama il reprobo che è già pronto al telefono, o prova a chiamarlo su Teams, anzi prima chiamalo, chiedigli e vedi un po' tu, perché la tecnologia ci aiuta. E Lorenzo non va per il semplice banale motivo che devi passare a Teams. Skype è morto la settimana scorsa, ma lui ancora non lo sapeva. Vabbè, comunque, tornando a noi, appunto trovate tutte queste belle cose su radiolibertà.net e molta altra bella robina ancora. 0292947222 quando lo diremo noi, o per il telefono, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Voglio salutare la nostra Castellana Sveva che stasera ancora una volta supporterà e sopporterà questa banda di pazzi, e in particolare naturalmente noi stasera parleremo di un po' di cose. Perché questa sera abbiamo un ospite che è il presidente di Fedagri Pesca Conf Cooperative, Raffaele Drei, il quale ci parlerà di McFruit, che è una kermesse molto importante che si tiene a Rimini ogni anno del mercato ortofrutticolo. E la situazione, come ascolterete dall'intervista che abbiamo registrato, Antonino, c'è Lorenzo. Oh, buonasera eccellenza. Non mi volevi oggi, non mi volevi, come al solito, mi banna, Sveva mi banna, non mi voleva, faceva di tutto per la mia trasmissione. Bravo. Dove sei? Ti sei montato la testa con la storia del Papa, con la diretta del Papa, ti sei montato la testa, dai, abbiamo capito. Vabbè, guarda, puoi chiamarmi Santità, non ti preoccupare. No, ma perché io intanto saluto i radioascoltatori, secondo me
lui, dato che è vaticanista, così c'ha tutte le mani in pasta, no? Con la Chiesa Cattolica, con questi ambienti un po' strani, Come ti sei un po' fatto strani? mettere la fumata giusta al punto giusto, ti hanno messo la fumata giusta al punto giusto, nel momento giusto per farla diretta. E voi avete potuto seguirle in diretta su Zoom, il Toto Papa, gli ultimi momenti che non si sapeva, li avete seguiti insieme a Antonino Danna. Ma guarda che non è un caso, c'è qualcosa di politicamente nel mondo ecclesiastico, c'è qualcosa di celeste addirittura di mezzo. Addirittura. Ma sai, siamo qua, cerchiamo di fare il nostro dovere, poi se gli eventi ci capitano tra capo e coda, io non ci posso Comunque fare avete niente. sentito oggi Dancing Fool, cioè te inizi, dopo tutta la cosa che ti ho fatto, inizi con un pezzo di Zappa, potevi mettere qualcosa di più, non so, No, oggi io ho stiamo messo il parlando pezzo di in onore del Zappa Papa, sei andato perché è una su un forma testo di così come rispetto quello di verso il Dancing tempo. Fool, 1979. Una Shake Your forma di Booty, fra rispetto parentesi, verso di te. grandissimo album di Frank Zappa. Ecco. Prego, com'è andata sta settimana, Lorenzo? Hai una domanda di riserva? Come andrà la prossima? Hai una domanda di riserva ancora? Vuoi darmi i numeri dell'otto già che ci sei? Non lo so. Bene. Oggi avremo Drey che te lo sei intervistato te, il presidente di Confagri Pesca, giusto? Sì, signore, Fedagri Pesca, Conf Cooperative. E quindi insomma avrete modo di sentire, diciamo, un'intervista molto interessante, anche perché penso si parli di un po' di tutto, no? Dazi, fitofarmaci, tutte le cose insomma che abbiamo accennato la scorsa settimana, Antonino. Esattamente, il problema sempre dei fitofarmaci, che è stato sollevato anche da Drey nel corso dell'intervista che abbiamo realizzato insomma una mezz'oretta fa. Purtroppo abbiamo dovuto anticipare perché ha dovuto prendere un treno e quindi di conseguenza mi è stato chiesto di contattarlo. C'è sempre un treno nella nostra vita che ci divide. Lo so, ma sai, questo fa molto anche Dottor Zivago. Quindi. Bene, radioascoltatori. Allora io vi lascio all'ascolto del presidente del Confagri di Fedagri Pesca, Conf Cooperative, e ci risentiamo esattamente fra 10 minuti. Cosa dici, Anto? Va bene, allora Sveva, quando vuoi vai pure con l'intervista al presidente Drey. Un momento, scusate, purtroppo non si apre. Come non si apre? Diamine. Miseriaccia. Abbiamo fatto le umane divine cose per arrivare a portare a casa questa intervista. Hai visto? È perché le fai senza di me. Quando fai le cose senza di me, poi c'è questa punizione divina, così. Sì, cos'è Eli e le storie tese? Riproviamo. Vediamo. La riapro e vediamo. Riproviamo. Sì, riprova. Vai. Allora, l'ospite di questa sera è Raffaele Drey, è il presidente di Fedagri Pesca Conf Cooperative. Presidente, lei è reduce da McFruit, com'è andata? Ma direi che il McFruit ha cercato di manifestare un certo ottimismo del settore, del resto le fiere si fanno anche per questo, si fanno per proporsi alla clientela, si fanno per proporsi ai propri partner, quindi la valutazione credo che sia sostanzialmente positiva, pur rimanendo una fiera che ambisce molto a crescere ad un livello internazionale, ma chiaramente non è la fiera leader in questo momento nel settore ortofrutticolo per quanto riguarda l'Europa, benché meno il mondo, però comunque un momento di confronto positivo. Ricordiamo anche il confronto istituzionale che c'è stato con il ministro e con diverse figure istituzionali che si sono avvicendate tra i padiglioni della fiera, quindi valutazione complessivamente positiva, ripeto.
Senta, ma il mondo dell'ortofrutta com'è arrivato a questa prova? Anche perché, voglio dire, veniamo da periodi non facili. L'anno scorso la siccità in Sicilia, poi ci sono state le alluvioni, poi il clima è quello che è. Ecco, cosa funziona e cosa no nel mondo dell'ortofrutta? Allora, il mondo dell'ortofrutta sta attraversando anni difficilissimi e non a caso i numeri della produzione italiana, soprattutto in alcune produzioni, manifestano una gravissima difficoltà. Noi citiamo molto spesso il caso delle pere, che ha perso nel giro di 5 anni, hanno perso quasi, anzi oltre la metà delle proprie produzioni, sia in termini di superficie investita, sia in termini di quantitativi prodotti. Il kiwi direi che più o meno è nella stessa lunghezza d'onda, quindi l'Italia è stato per anni il primo paese mondiale nella produzione di kiwi, oggi è stato abbondantemente superato dalla Grecia e la produzione dalle 600.000 tonnellate ormai è scesa al di sotto delle 200.000 tonnellate, quindi parliamo di un calo che ci ha portato al 30% dei nostri massimi storici. E questi sono i due casi più eclatanti, però non è che se parliamo di pesche nettarine, di albicocche, insomma i numeri sì, forse sono un pelino migliori, ma certamente con il segno meno davanti. Quindi in questo sicuramente il cambiamento climatico ha giocato un ruolo pesantissimo, ma purtroppo non c'è solo quello, insomma ci sono una serie di fattori che si sono abbattuti pesantemente soprattutto sulla parte produttiva, insomma, quindi sugli agricoltori, per parlarci chiaro. Mi dica una cosa, ma c'è qualcosa che si può fare per superare questo impasse? Cioè, eventualmente le pere possono essere rimpiazzate da un altro prodotto? Per esempio, io vedo che ora cominciano a furoreggiare i kiwi, o mi sbaglio? Sì, nel kiwi c'è stata l'innovazione introdotta dei kiwi a polpa gialla che hanno trovato un grande apprezzamento da parte del consumatore, però questo nulla toglie al fatto che il kiwi più tradizionale, cioè quello a polpa verde, ha subito un crollo come prima lo dicevo. I due prodotti sono due prodotti sostanzialmente diversi. Noi sappiamo che spesso il consumatore di un prodotto non è il consumatore dell'altro prodotto, perché sono prodotti che hanno caratteristiche molto diverse, quindi li chiamiamo tutti e due kiwi, ma in realtà parliamo di due segmenti commerciali che sono piuttosto distinguibili e diversi, ecco. E cosa si può fare? Certamente il settore oggi vive una situazione anche di sospensiva, chiamiamola così, perché al di là del cambiamento climatico, sul quale ovviamente l'agricoltore è impotente, se non cercare di attuare maggiori investimenti per proteggere i propri frutteti, quindi uso dell'acqua, e qui non possiamo come agricoltori essere criminalizzati se usiamo l'acqua per contrastare delle estati eccessivamente torride o per contrastare delle brinate primaverili che distruggono l'intera produzione. Però poi c'è tutto un tema di uso dei fitofarmaci, di quello, o degli agrofarmaci, come li vogliamo chiamare, dove abbiamo subito durante gli ultimi anni, l'epoca ormai definita epoca Timmermans. Ecco, stavamo dicendo di Timmermans, Presidente. Sì, purtroppo l'epoca Timmermans, che è stato, lo ricordiamo, il vicepresidente dell'Unione Europea e aveva le deleghe all'ambiente, ma di fatto si è occupato di agricoltura, ha introdotto per alcuni anni una politica dove ha ideologicamente spinto il tema del green, che ha portato per alcuni anni nella sua visione a vedere l'agricoltore come un nemico dell'ambiente, quindi qualche cosa che andava assolutamente non solo regolamentato, che ovviamente questo ci può stare, ma fondamentalmente andava ridimensionato nelle proprie possibilità produttive, andando quindi a ridurre ogni possibilità di utilizzo di strumenti tecnici, tra cui anche i fitofarmaci, oltre per esempio al tema dell'acqua, perché purtroppo sappiamo che per fare agricoltura di qualità e soprattutto per fronteggiare i cambiamenti climatici l'acqua è un bene assolutamente strategico che l'agricoltura non spreca, come qualcuno vuole dire, ma utilizza per produrre cibo, quindi per produrre quello che poi ci troviamo
nel piatto tutti i giorni. Certo. Quindi questi elementi hanno portato sicuramente l'agricoltore a ridurre i propri investimenti, ad avere una grandissima incertezza sul proprio futuro, nella consapevolezza che in quell'impostazione rischia di investire ma di non avere gli strumenti necessari per poi arrivare a raccogliere il prodotto. Quindi da qui il ridimensionamento della pericoltura, il ridimensionamento delle produzioni di kiwi e più in generale il ridimensionamento drastico delle rese, che hanno fatto perdere al nostro paese tanta competitività sul mercato internazionale. Presidente, come se ne esce da tutto questo? Perché perdere competitività sul mercato internazionale non è una cosa facile da recuperare. No, non è una cosa facile da recuperare e io credo che la prima cosa da fare sia assolutamente quella di invertire la tendenza rispetto alla visione Timmermans. Il nuovo commissario in questo ha dato dei segnali molto incoraggianti, dando nella propria visione, comunicando quella che è la propria visione, cioè di un'agricoltura che invece è strategica per l'Europa, di un'agricoltura che deve pensare all'approvvigionamento alimentare degli europei con cibi di qualità, contrariamente a quanto avviene se ci spostassimo in maniera più preponderante su cibi di importazione, e quindi vedendo l'agricoltore come un qualche cosa che può essere assolutamente integrato, anzi amico dell'ambiente, e quindi deve essere messo in condizioni di poter produrre, di fare reddito. Nessuno fa agricoltura, nessuno fa impresa se poi da questa propria attività non ne trae beneficio per il proprio reddito, ma poi conseguentemente anche per il consumatore europeo che fino ad oggi, non dimentichiamocelo, grazie alla politica agricola comune, grazie alla PAC, ha fornito cibo all'Europa di qualità e tutti i riscontri ci dicono che l'Europa è il produttore di cibo qualitativamente più elevato. Non a caso, per farlo una battuta, le potrei dire che una delle motivazioni per cui Trump sta studiando i dazi è anche il tema che considerano lo standard europeo troppo elevato, quindi viene visto dal continente americano come una sorta di barriera doganale o fitosanitaria, ma non è così. Noi europei produciamo, abbiamo imparato a produrre con questi standard qualitativi. Presidente, senta, per concludere, che cosa farà domani? Quali sono ora i suoi prossimi impegni? Sia in questo campo che nella sua attività ovviamente più ampia all'interno di Fedagripesca Cooperative. Ma guardi, le emergenze sono la prima, quella che le dicevo, fermare questa politica del diniego e delle mancate autorizzazioni sull'uso dei fitofarmaci e dei sistemi, degli strumenti di produzione per gli agricoltori. Questo in assoluto è il primo, perché ormai sappiamo che a fronte di una qualsiasi revoca su un fitofarmaco corrisponde un drastico calo di ettari produttivi nelle campagne. Poi dobbiamo riprendere in mano con assoluta concretezza, più di quanto abbiamo avuto fino a questo momento, il tema delle assicurazioni intese però in senso ampio, quindi di tutto ciò che consente alle imprese agricole di avere degli strumenti di copertura rispetto ai danni climatici che stiamo vivendo, quindi in maniera particolare gli eventi catastrofali. Anche su questo gli agricoltori sono totalmente esposti a queste manifestazioni di cambiamento climatico ormai sempre più frequenti. E su questo tra l'altro sappiamo che le ultime normative stanno attingendo anche dalle tasche degli agricoltori, insomma bisogna che poi in caso di danno l'agricoltore abbia una qualche forma di copertura. Certo, non potrà mai essere totale, ma comunque un po' di ombrello è necessario che alle imprese venga dato. L'importante è provarci. Allora grazie Presidente. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Di nuovo a voi la linea. Le 17:52, 3 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Mi pare che il presidente Drei abbia messo il dito nella piaga e ce l'abbia messo anche bene. Lorenzo, sei ancora lì in linea? Yes, ci sono, assolutamente sì, però devo anche farti un'osservazione. Io ho letto l'ultima comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, e devo dire la verità che ha ragione proprio Draghi dicendo che il paradigma sembra che cambi. Poi aspetteremo nei fatti, perché poi, sai, la Commissione fa tanti documenti filosofici che poi dovrebbero canalizzarsi in attività legislativa, però bisogna capire come verrà declinata. Però tanti paradigmi, io ho letto in questo nuovo documento parole come l'agricoltore pescatore custode dell'ambiente o il fatto della sovranità alimentare dell'Europa, devo dire la verità, ma abbastanza fatto piacere. Poi bisogna vedere come si tramuterà in fatti, però insomma ci sono delle posizioni ben diverse da quelle di Timmermans, che erano quasi sempre, era commissario dell'ambiente, però diciamo che quindi non era commissario dell'agricoltura, però diciamo che tutto quello che veniva dall'Europa era sempre sul ridimensionamento, su il fatto che gli agricoltori dovessero andare sempre su una maggior sostenibilità, che è giusta, lo ripetiamo a gran voce, giustissima, però bisogna fare i conti della serva con la situazione e con le situazioni che abbiamo anche a livello mondiale. Quindi giustamente bisogna andare a un certo tipo di sostenibilità. Io l'ho sempre sostenuta quando ero un povero umolo pescatore, più fortunato di adesso sicuramente, che dicevo, ma perché il mio pesce che deve rispettare, il mio pescato che viene pescato rispettando una serie di regole, poi deve essere sul mercato col prodotto che arriva dal Nord Africa che non ha rispettato, è stato il pesce spada pescato con la spadara ancora, ma per quale motivo? Non l'ho mai capito, Infatti. finché non ho capito che un po' era la volontà di mandarci tutti con le gambe all'aria, perché quello lì magari il pesce che veniva da altri mari veniva commercializzato, portato avanti da grandi gruppi e da persone che importavano, che erano più importanti di me. Gli importatori erano più importanti del pescatore. È un po' la mentalità è quella lì. E invece devo dire la verità che il paradigma che il pescatore e gli agricoltori sono tornati un po' al centro sia del tema ambientale, quindi vedendo delle sentinelle e non come un danno, e dall'altra parte il fatto che si parli un po' di sovranità alimentare e di reciprocità con i paesi, quindi di competitività delle nostre aziende rispetto ai prodotti esteri, ma insomma mi ha fatto piacere. Vedremo nei fatti a caro Antonino, perché poi questo si deve tramutare in una politica che per adesso rimane sempre ancorata però a delle restrizioni per i nostri agricoltori e non a delle restrizioni verso i prodotti importati. Certo, mi stai facendo pensare a uno slogan che era la pubblicità del 131 fabbricato dalla Seat verso il 1980 e diceva: "Importante, no importado". E qua dovrebbe essere lo stesso: importante, non importato. È importante il cibo italiano, è importante il pescato italiano, non importato. No, ma guarda, noi ci siamo, guarda, una cosa che mi dà fastidio, che poi io sono sempre stato, da questo punto di vista, tacciato di essere uno global, di sinistra, di estrema sinistra, perché ero forse contro un po' il mondo capitalistico e liberista. Farò avere un trafaso di bile ai liberisti, ma il concetto di base è che non possiamo venderci tutto per il commercio, non possiamo far diventare tutto come fosse passare sopra i piedi. Noi ci siamo messi due belle fette di salame sui cosi, compriamo le cose a meno costo e ci siamo comprati per anni e anni scarpe fatte da persone sfruttate, da bambini sfruttati, e questa è una cosa vomitevole dell'Occidente. Vedi, ci vergogniamo di tante cose, ci facciamo dei mea culpa di tante cose che secondo me potremmo anche evitare perché è storia passata e abbiamo fatto anche grande l'Occidente, perché le grandi successi della medicina, della tecnologia ne godono anche gli altri paesi e insomma, quindi non dovremo essere sempre a martoriarci. Però gli occidentali un po' dovremmo farci, abbiamo deindustrializzato il nostro paese in favore dei paesi in via di sviluppo che abbiamo sfruttato fino adesso per far fare dei gran soldoni a delle multinazionali, ma solamente il telefonino con cui vi sto parlando adesso, design in California, pensato in California, ma fatto in Cina. Design in California e fatto in Cina. Cioè, capisci l'ipocrisia di merda, perdonami la parola, di un mondo occidentale? Designed in California. L'abbiamo pensato perché noi siamo intelligenti, poi l'abbiamo fatto fare ai cinesi, no? Ma vaffanculo, scusami, ma vaffanculo. Perché? Perché costa di meno la manodopera. Fate una domanda, perché costa di meno la manodopera? Perché non ci sono tutele sindacali, perché
Ma ti sembra giusto, ti sembra un discorso normale, eppure siamo camminati tutti sopra, tutti, con un'ipocrisia vergognosa, da volta a stomaco. Finalmente ogni tanto poi arriva magari qualcuno che si pensa gli danno dello squilibrato, ma comincia a mettere i puntini sulle i e ci fa svegliare da un torpore. Anche questo è vero, guarda. Boh, è un periodo strano, caro Lorenzo, è un periodo nel quale ormai la gente si concentra più sulle cazzate, se mi posso permettere, che non sulle cose serie. D'altronde basta prendere un treno, basta viaggiare, uno dice: "Ma l'Italia è quella che raccontano i sondaggi, un paese così, cosa ha?" No, non è vero niente. Prendete un treno dei pendolari, viaggiateci al mattino, viaggiate sull'ultimo treno della sera e ascoltate di che cosa parla la gente, e vi renderete conto che il paese va da tutt'altra parte. Tutt'altra parte. Io gli italiani li guardo in treno, li guardo alle casse dei supermercati. Io quando ho tempo, per esempio, amo fermarmi e chiedere alla cassiera, io pongo solo questa domanda: dice: "C'è traffico oggi?" E vedi che vengono fuori le storie più incredibili. Le storie più incredibili. Per questo, a maggior ragione, cercate di seguire la realtà, cercate di seguire le cose vere e soprattutto cercate di seguire ciò che davvero conta, i problemi sociali, i problemi politici, i problemi anche economici, perché quello che noi raccontiamo non è perché vogliamo fare propaganda a questo o a quello, ma semplicemente per dirvi: ragazzi, quando siete davanti allo scaffale, valutate il fatto che anche lì state votando e No, state dicendo assolutamente, chi è che prende bravo. quell'incasso e chi no. Non lo diciamo mai abbastanza, scusa se ti interrompo, non lo diciamo mai abbastanza. E guardate che non è un fatto di nazionalismo, cioè io sono orgoglioso dell'Italia, dei prodotti italiani e li compro, li scelgo, anche penso che nutro la mia economia. Però facciamo anche un discorso sociale, così proprio voglio essere comunista fino in fondo oggi. Ma i diritti dei lavoratori dall'altra parte del mondo, ma non ve ne frega niente. Allora io scelgo dove vengono tutelati e compro dove penso che vengano tutelati e dove ci siano le tutele sindacali e dove si rispetta l'ambiente. Vuoi essere comunista, vuoi essere ambientalista fino in fondo, scegli i prodotti dove vengono rispettati i valori del lavoro e i valori ambientali. Con questo vi saluto, facendo morire il direttore Sallusti e vi lasciamo liberamente del direttore Giovanni Sallusti e io non vi dico a tra poco perché vi saluterò perché Antonino ha degli ospiti speciali dopo e ci risentiamo il prossimo venerdì. Ciao Antonino, ciao a tutti. Grazie Lorenzo, linea liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, a tra un po'. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you." It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rain. Amici di Radio Libertà, volete partecipare a questo sondaggio? Ditemi un po', quanti di voi aprono l'ombrello dopo che ha smesso di piovere?
perché installare l'antifurto dopo aver subito un furto è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Ma oggi abbiamo la soluzione giusta per voi e ce la presenta Claudio della Sicurbet. Benvenuto e a te la parola. Buongiorno.